Ecco Mimmo Lucano che guarda i manifestanti giunti in corteo sotto la sua abitazione e ascoltando intonare Bella Ciao, saluta con il pugno chiuso. È l'ultimo atto della giornata vissuta a Riace dalle circa 4.000 persone che hanno deciso di testimoniare vicinanza al sindaco sospeso e in regime di arresti domiciliari perché è accusato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Gente comune e personalità del mondo politico e sindacale, insieme per dar forza al primo cittadino del centro divenuto simbolo dell'accoglienza e macchiato adesso da un'inchiesta che al di là degli aspetti giuridici ha innescato un dibattito acceso nel paese. Cittadina onoraria di Riace, non si è sottratta alle domande dei cronisti, l'ex presidente della Camera Laura Boldrini. Sono qui perché sono sicura che Mimmo Lucano saprà, smontare anche quanto oggi gli viene attribuito, saprà difendersi dalle accuse che oggi gli attribuiscono, nel pieno rispetto certamente della magistratura, ma credo che in certi momenti sia importante manifestare vicinanza quando qualcuno si trova a vivere un momento difficile. Oggi siamo qui per manifestare non solo il modello Riace come modello di accoglienza, ma anche per contrastare le politiche che sia l'Europa di Visegrad sia il decreto sicurezza di Salvini sta mettendo in discussione. Vogliamo un'Europa dei popoli e non un'Europa delle banche e della finanza. Siamo qui a fianco ad un uomo che certamente ha abbondato di umanità. La nostra presenza, insieme a quella di tante associazioni, di tante altre realtà che abitano in Calabria e non solo in Calabria, che vengono da fuori, per sostenere e incoraggiare questo modello di Riace, questo modello di accoglienza e per dire che l'accoglienza e l'integrazione sono valori che vanno oltre la politica ma riguardano la nostra umanità. E noi siamo dalla parte dei diritti umani, la chiamano disobbedienza civile, qualcuno la chiama violazione della legge, io penso che sia rispetto dei diritti principali. L'unico reato che ha commesso è quello di umanità e allora siamo tutti complici e tutti colpevoli di questo reato. Io considero sempre il vento che spira in Italia in questo momento, un vento particolare che voi conoscete bene, un vento di razzismo, di intolleranza. Riace rappresenta tutto l'opposto. Anche il padre di Lucano ha ringraziato tutti e ha rivolto un appello ai giudici.